Ha fatto di Mestre la sua casa e ha piantato la sua tenda, sempre al fianco dei più bisognosi, i fragili, gli anziani ai margini della città, quelli che nessuno considerava. È morto questa mattina, all'età di 94 anni, Don Armando Trevisiol, il prete degli ultimi. Malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato in ospedale per il progressivo aggravarsi delle sue già fragili condizioni di salute. Nato ad Eraclea il 15 marzo 1929, è stato sacerdote diocesano per 69 anni, per ordinazione il 26 giugno 1954 dell'allora patriarca di Venezia Angelo Roncalli. Ha legato il suo nome in modo speciale alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo, di cui è stato ininterrottamente parroco dal 1971 fino al 2005, alla pensione per raggiunti limiti di età, il cordoglio della città di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro. Una persona straordinaria, una grande energia per questa città. Ha dato tutto se stesso per gli altri, per gli ultimi, un grande innovativo. L'ultima volta che l'ho visto, il giorno del suo compleanno, l'ultimo compleanno, mi ha appassionato per i suoi progetti. Abbiamo discusso insieme sulle cose che si potevano fare per andare incontro alle esigenze degli studenti, delle persone che perdevano il lavoro, dei divorziati, dei separati. Brugnaro, commosso, ricorda una fede cristiana, sempre impastata di concretezza, i centri Don Vecchi, realizzati per dare alloggio agli anziani ancora autosufficienti e dove anche lui viveva in un modesto appartamento di pochi metri quadrati. Ma Don Armando è stato sempre molto sensibile agli anziani e al mondo delle comunicazioni sociali della Chiesa, come direttore, tra l'altro, di Radio Carpani. Don Armando lascia il fratello Don Roberto, parroco della parrocchia di San Giorgio di Chirignago. L'ultima volta mi ha detto: gli anziani devono morire in piedi. Ecco, lui è morto in piedi. Venezia ti saluta, Don Armando, ti saluta con affetto, ti ringraziamo e veglia su di noi. Dacci qualche buon consiglio dall'alto. Ciao Don Armando. Il pensiero dell'assessore alle politiche sociali Simone Venturini. Prima di tutti ha capito l'importanza di garantire agli anziani la permanenza il più possibile in appartamenti per loro pensati, prima di ricoverarli nelle case di riposo. Ha pensato a mettere in piedi un sistema di carità, quindi davvero un grande innovatore in campo sociale, un grande innovatore nel campo appunto della nostra città, una persona che mancherà tantissimo, ma la cui opera continuerà a lavorare e a testimoniare la sua grande importanza.